Riparte Sicilia, riparte anche con il senatore Lumia che è un po' la mente di questo nuovo progetto politico. Quali saranno gli obiettivi? Bisogna avere coraggio, guardarci negli occhi e dirci la verità. La Sicilia era nei guai, è stata tolta dai guai, adesso bisogna fare il salto di qualità. Faccio 3 esempi: scuola a tempo pieno, così si risponde alla deportazione dei nostri docenti al nord. Con la scuola a tempo pieno i nostri ragazzi e le nostre ragazze avranno un'offerta formativa pari a quella del centro-nord d'Italia ed Europa. Con la scuola a tempo pieno la nostra scuola diventa bella, competitiva e i nostri docenti potranno rientrare. Una seconda proposta: il reddito di inserimento sociale nella lotta alle povertà e all'emarginazione. Non si può stare senza reddito, non si può stare poveri in canna. È necessario che ci sia questa misura coraggiosa da parte dello Stato e della Regione. Terza proposta: il credito d'imposta. Il lavoro deve sgorgare attraverso le imprese, ma le imprese non devono essere ricattate dalla burocrazia, dalla mafia e dalla corruzione. Ecco perché il credito d'imposta per chi assume, per chi innova, per chi investe è la misura automatica. Niente buste, niente carte, niente amico dell'amico, niente appunto corruzione. Con queste 3 misure si può ripartire e si può ripartire col piede giusto. Tutto questo con protagonista il presidente uscente, Crocetta. Non la preoccupa un po' di isolamento che magari si potrebbe venire? Abbiamo visto il patto della seppia con Sicilia Futura, ma anche altre istanze che arrivano, altri candidati, la Galla ad esempio, Armao, non so, tanto per fare qualche nome. L'esperienza politica mi dice che quando si parte troppo presto non si arriva, quindi tutte queste candidature appartengono al clima elettorale che c'è adesso. Man mano poi si scremerà e via via vedrete che i giochi non sono fatti e non c'è nessun isolamento, anzi c'è forza, c'è energia, c'è la possibilità alla fine di dire alla Sicilia la verità e nella verità, nella difficoltà e nel cammino si trovano gli alleati giusti e si arriva all'obiettivo. E con la sua valutazione anche sul prossimo impegno che ci sarà all'interno del PD, il 30 aprile si voterà, ecco, in questo senso anche la vostra scelta è caduta su Emiliano? Se non... È la mia scelta, non riguarda in questo caso il Presidente, è la mia scelta, l'ho fatta perché ritengo che il partito io Berlusconi, il partito io Renzi sia una rovina per l'Italia, ci vuole il partito noi ed Emiliano è stato l'unico in grado finalmente di dire l'Italia senza il partito noi non ha futuro. Emiliano è stato l'unico a dire che l'uguaglianza deve diventare il valore regolatore, il valore guida, perché con i disoccupati, con gli artigiani, con i commercianti, col mondo della cultura, senza uguaglianza non c'è futuro ed è stato l'unico infine a dire l'Europa così com'è non va bene.